Rieccoci qui su Radio Venezia Live Social, questa sera on air sulla frequenza 92.4, ma ci potete trovare anche sulla nostra pagina Facebook omonima. Cari ascoltatori, questa sera entriamo nel mondo del tango argentino, però ne parliamo con due esperti, Fabio Gatto e Valentina Carraro, benvenuti. Ciao, ciao a tutti, ciao. Grazie. Un po' di difficoltà, però c'è anche Fabio. Arriva. Sì, buonasera a tutti, grazie. Allora, voi presidente e vicepresidente di ASD Signor Tango, ma tutti possono imparare il tango? Oppure c'è chi può e chi non può? O è per tutta l'età? È per tutti. La mia collega dalla regia ha fatto tu lo puoi. È per tutti, qualsiasi età. Guarda, uno può essere alto, magro, grasso, qualsiasi cosa, va bene lo stesso. Perfetto. Si può imparare tranquillamente. Anche magari più su con l'età si può imparare. Anche più su con l'età o anche un'età più giovane. Capiamo che comunque la musica può non piacere ai giovani. Certo. Perché è una musica diversa da quella che ascoltiamo in radio. Appunto, no, però ma è bellissima ed è da ascoltare. Che affascina, sì. Ed ha una storia tutta sua anche la appunto, musica. Ma proprio penso che la magia del tango, non so se siete d'accordo con me, è proprio il fatto che questo ballo abbia un linguaggio a sé, un linguaggio fatto di movimenti, ed è qualcosa di eccezionale. Concordi con me, Fabio? Ti vedo, sì. vedo segni di approvazione. Assolutamente sì. Da diciamo i primi passi, le prime milonghe che vai fuori, c'è un galateo da tenere che si chiama il galateo del tango, che già lì l'invito non viene mai a parole, viene a scambi di sguardi, a scambi di cenni. E si chiama la mirada del gaveseo. Anche bella questa pronuncia. Anche no, è bello perché ogni cosa ha una pronuncia a sé, quindi ogni gesto, ogni tecnica. Sì. Già da lì, come dicevo, inizia proprio la comunicazione del corpo non parlata, che dopo prosegue in pista. Esatto. Prosegue in pista con una scambio di energie, di sensazioni che è da provare. Quindi, è difficile raccontarlo, no, è proprio da stai riuscendo a dare l'idea. Soprattutto penso sia un niente chiacchiere, solo azione. Assolutamente si può riassumere così, volgarmente anche a mio dire. Guarda, il ballo mediamente dura una tanda, si chiama tanda, durano 4 brani. Questi 4 brani riesci a entrare a diventare, io dico sempre, tipo un animale con 4 gambe. Ok. Quindi, avere un rapporto con questa persona che unico. E sono le due persone, le due parti, quindi il maschile e il femminile, che si riuniscono in un uno perfetto per una comunicazione che non richiede le parole. Certo, e in quanto tempo si riesce a fare tutto ciò? Almeno a prendere le basi del tango argentino. Ovvio che comunque la pratica rende perfetti, non si può mai sapere dire io so ballare il tango argentino, perché comunque penso sia anche un ballo in continua evoluzione. È un lavoro in itinere, è continuo. Però più o meno è come quando fai un corso di lingua. Certo. Chiaro che all'inizio impari una ABC, una grammatica, poi il discorso, ovviamente senza le parole, che farai tu con l'altra persona, è una cosa molto personale. Ognuno poi nel tempo, con la pratica, come dicevi, affina il suo stile. La tecnica è importante, si può migliorare, ma il corpo non mente. Certo, ma l'ABC quando si impara, i vostri studenti più o meno, quando lo riescono a imparare? Ma guarda, l'ABC io penso, noi facciamo dei corsi che durano 2 mesi. Diciamo che già alla seconda sezione di corsi cominciano a stare in pista. Okay. Ovviamente devi far diventare i movimenti memoria. Certo. Dopo, quando diventano normali, sì, il corpo ha la sua intelligenza e la sua memoria. La fluidità arriva con la pratica. Certo, come in tutte le cose. Ma Fabio, Valentina, andiamo a dare anche qualche dato ai nostri ascoltatori, li facciamo ballare pure loro, perché il tango argentino è bello, non solo da vedere, ma secondo me è affascinante, più di qualche persona vuole provarlo. Quindi diamo alcuni dati.
Vi ricordo che abbiamo qui ai nostri microfoni Fabio Gatto e Valentina Carraro, presidente e vicepresidente della SD Senior Tango. Il numero di telefono, prendete carta e penna, a meno che voi giustamente non siate in macchina, è il seguente, il 349 55 73 35 1. Lo ripeto, 349 55 77 35 1. L'indirizzo è a Castelfranco Veneto a Treviso, Castello di Godego, Treviso, l'ho detto Godego, giusto? Castello di Godego. L'ho detto giusto? Sì. Perfetto, ottimo, perché prima c'era qualche difficoltà nella pronuncia. La pagina Facebook alla quale vi invito a lasciare un bel like, Senior Tango, l'indirizzo email info@seniortango.it e il sito web www.seniortango.it. Non dimenticatevi anche della nostra pagina Facebook Radio Venezia Live Social. Però prima di lasciarvi andare, Sì. dite qualcosa anche per attirare i nostri ascoltatori magari a provare il tango. È un'emozione da provare, guardare i ballerini è bellissimo, è un'arte di sicuro. Quello che vediamo in TV è un po' una coreografia, è molto bello da vedere, ma la sensazione che si prova quando si balla È unica. è unica e bisogna provare. Assolutamente. Sei d'accordo anche tu, Fabio? Concordi? Assolutamente sì, concordo con Ottimo. Allora, a tutti mandiamo un saluto e un grosso abbraccio. Fabio, Valentina, io vi ringrazio per essere stati qui ai nostri Grazie microfoni, a te. ma soprattutto per aver condiviso con noi la vostra passione che si sente, quindi mi raccomando, continuate così. Mentre voi, amici Radio Venezia dei social, avete sentito i consigli dei nostri Fabio e Valentina, mi raccomando, rimanete in ascolto sempre qui sulla frequenza 92.4 con interviste e storie da sentire. Ciao a tutti.